Il responsabile delle vendite di una ditta veneziana fornitrice di scuolabus, la Stefanelli SPA, si presentava dai dipendenti comunali per promuovere i propri mezzi, proponendo un aiuto nella predisposizione del capitolato d'appalto. Con la connivenza dei funzionari veniva predisposto un bando di gara con specifiche tecniche altamente dettagliate tali da limitare al massimo o azzerare la concorrenza. Successivamente la Stefanelli partecipava alla gara e ovviamente se la aggiudicava. Per questo 18 funzionari pubblici di 14 comuni delle province di Udine e Pordenone e l'agente di vendita sono stati segnalati alle rispettive procure della Repubblica per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Nel corso di indagini di polizia giudiziaria già in corso nei confronti di un comune della provincia di Udine è stato accertato come un dipendente di una società che operava nel settore degli autobus avvicinava i funzionari di questi comuni proponendo l'acquisto di scuolabus, quindi presentava un preventivo talmente stringente che poi veniva riportato nella successiva gara d'appalto che di fatto individuava questa concessionaria come unica fornitrice degli scuolabus. Questa indagine è partita quando? L'indagine è partita nel 2022, gli appalti sono relativi al periodo 2018 e 2020. I comuni coinvolti sono Premaria, Quarta Terme, Dignano, San Pietro al Natisone, Rive d'Arcano, Prato Carnico e Taipana. Per il Pordenonese Andreis, Montereale, Arba, Travesio, Cavasso Nuovo, Aviano e Pinzano al Tagliamento. Gli appalti irregolari valgono oltre 1.600.000 euro. Sì, diciamo che ogni singolo autobus tendenzialmente andava dai 90 ai 130-140.000 euro in base alla tipologia. Il Tribunale di Udine ha già definito in primo grado 4 procedimenti penali, di cui 2 conclusi con sentenze di condanna e 2 con richieste di patteggiamento. Indagini e procedimenti analoghi negli ultimi mesi si sono verificati anche nelle province di Gorizia e Belluno.